Una meraviglia da selfie, questo nuovo Stadio Friuli. Proviamo a percorrere quelle che sono le emozioni, le sensazioni che ci dà questo colosso che sta crescendo giorno dopo giorno in maniera sempre più costante, questo Stadio Friuli che sta nascendo. Vi vogliamo cercare di portare dentro le emozioni e le impressioni di tastare con mano quello che sarà lo spettacolo della domenica per chi non vuole aspettare la partita di Coppa Italia. Vi ci portiamo noi di Udinese Channel. Bellissimo fuori, ma straordinario dentro. Ecco quello che non dovreste mai perdervi: l'ingresso alla curva nord del nuovo Stadio Friuli. Venite insieme a me, quello che è l'impatto meraviglioso, già si vede il rettangolo verde, si sente il profumo del campo. Ovviamente non ci sono ancora i tifosi, ma vi aspettiamo perché dovete essere voi qui a gremirli. E poi il colpo al cuore, il tuffo al cuore, il nuovo Stadio Friuli, la meraviglia, il tappeto verde, i posti colorati, insomma, niente di meglio da chiedere in questa nuova gemma della storia dell'Udinese Calcio, il nuovo Stadio Friuli. Difficile aspettare 2 settimane per l'inizio della stagione ufficiale bianconera, tanta l'attesa per l'inizio della stagione che anche il patron Giampaolo Pozzo monitora giorno dopo giorno quello che è l'evolversi dei lavori dello Stadio Friuli. A noi il nostro posto, fila 6, posto 33, lo abbiamo preso un po' casualmente in mezzo a questa miriade di colori per farvi testimonianza di quello che è da vicino il grande impatto del nuovo Stadio Friuli, il campo davvero che ha una visuale perfetta, visuale ottima, che si ha dalla prima fila fino all'ultima. Si vede meravigliosamente il gioco, meravigliosamente il terreno verde, si sentono le emozioni, si sentono i battiti del cuore dei giocatori. E questa la novità: dal vecchio Parco Moretti al vecchio Stadio Friuli, adesso al nuovo Stadio Friuli, i giocatori a portata di mano per poterli incitare per essere veramente il 12° uomo in campo. L'unica soluzione è sottoscrivere l'abbonamento e venire qui ogni domenica a godersi le gesta dei ragazzi bianconeri. A cominciare dal 30 agosto ci sarà Udinese Palermo per quanto riguarda il campionato, ma non dimentichiamo anche l'impegno di Ferragosto di Coppa Italia. I lavori, insomma, inutile continuare a descriverli perché ormai 3/4 di stadio sono perfettamente completi. La curva sud sta crescendo con le gradinate alte che sono state piazzate. Sappiamo ormai per esperienza che quelle basse vengono piazzate proprio all'ultimo momento, quando poi vengono predisposti anche i seggiolini. La curva della curva sud, scusate il gioco di parole, anche è praticamente completata, quella che sarà la giunzione poi con i distinti tutti colorati, come abbiamo detto, anche nelle scalinate dipinte di giallo. E poi tutte le finiture già all'interno, tutto operativo. Mancano veramente gli ultimissimi ritocchi e poi nelle piccole cose tutto sarà pronto, come abbiamo detto, anche le scalinate gialle. Abbiamo visto i bellissimi schermi anche che daranno quelle che sono le pubblicità a bordo campo e non solo, che renderanno più luminoso tutto l'impianto dello Stadio Friuli, senza dimenticare il nuovo avveniristico maxi schermo, la grande illuminazione, insomma tutto quello che c'è per vedere uno spettacolo puro e per entrarci nel cuore direttamente, prendendo uno dei posti del nuovo magnifico Stadio Friuli. Ecco quello che non dovreste mai perdervi: l'ingresso alla curva nord del nuovo Stadio Friuli. Venite insieme a me, quello che è l'impatto meraviglioso, già si vede il rettangolo verde, si sente il profumo del campo. Ovviamente non ci sono ancora i tifosi, ma vi aspettiamo perché dovete essere voi qui a gremirli. E poi il colpo al cuore, il tuffo al cuore, il nuovo Stadio Friuli, la meraviglia, il tappeto verde, i posti colorati, insomma, niente di meglio da chiedere in questa nuova gemma della storia dell'Udinese Calcio, il nuovo Stadio Friuli. Difficile aspettare 2 settimane per l'inizio della stagione ufficiale bianconera, tanta l'attesa per l'inizio della stagione che anche il patron Giampaolo Pozzo monitora giorno dopo giorno quello che è l'evolversi dei lavori dello Stadio Friuli. A noi il nostro posto, fila 6, posto 33, lo abbiamo preso un po' casualmente in mezzo a questa miriade di colori per farvi testimonianza di quello che è da vicino il grande impatto del nuovo Stadio Friuli, il campo davvero che ha una visuale perfetta, visuale ottima, che si ha dalla prima fila fino all'ultima. Si vede meraviglioso.
Una meraviglia da selfie, questo nuovo Stadio Friuli. Proviamo a percorrere quelle che sono le emozioni, le sensazioni che ci dà questo colosso che sta crescendo giorno dopo giorno in maniera sempre più costante, questo Stadio Friuli che sta nascendo. Vi vogliamo cercare di portare dentro le emozioni e le impressioni di tastare con mano quello che sarà lo spettacolo della domenica per chi non vuole aspettare la partita di Coppa Italia. Vi ci portiamo noi di Udinese Channel. Bellissimo fuori, ma straordinario dentro. Meravigliosamente il gioco, meravigliosamente il terreno verde. Si sentono le emozioni, si sentono i battiti del cuore dei giocatori e questa la novità dal vecchio Parco Moretti al vecchio Stadio Friuli, adesso al nuovo Stadio Friuli. I giocatori a portata di mano per poterli incitare per essere veramente il 12° uomo in campo. L'unica soluzione è sottoscrivere l'abbonamento e venire qui ogni domenica a godersi le gesta dei ragazzi bianconeri. A cominciare dal 30 agosto ci sarà Udinese Palermo per quanto riguarda il campionato, ma non dimentichiamo anche l'impegno di Ferragosto di Coppa Italia. I lavori, insomma, inutile continuare a descriverli perché ormai 3/4 di stadio sono perfettamente completi, la curva sud sta crescendo con le gradinate alte che sono state piazzate, sappiamo ormai per esperienza che quelle basse vengono piazzate proprio all'ultimo momento quando poi vengono predisposti anche i seggiolini. La curva della curva sud, scusate il gioco di parole, anche è praticamente completata, quella che sarà la giunzione poi con i distinti, tutti colorati come abbiamo detto, anche nelle scalinate dipinte di giallo e poi tutte le finiture già all'interno, tutto operativo, mancano veramente gli ultimissimi ritocchi e poi nelle piccole cose tutto sarà pronto come abbiamo detto